Bene, eccoci tornati in studio. Ermanno, questa sera torniamo ad occuparci di intelligenza artificiale e parliamo di intelligenza artificiale come abbiamo fatto peraltro anche in tante altre nostre trasmissioni negli ultimi anni, perché siamo partiti dalla società del controllo sociale, del controllo totale di George Orwell, per arrivare poi a parlare di criptovalute piuttosto che appunto di società del controllo. Ma questa sera parliamo di intelligenza artificiale per capire quante e quali sono le possibili applicazioni di quella che è un po' oggi sulla bocca di tutti, no? Intelligenza artificiale, diciamo tutto, però ad esempio scopriamo che può leggere i pensieri delle persone, ad esempio. Beh, sì, una delle applicazioni che stanno cercando di fare è riuscire a captare gli impulsi elettrici del cervello attraverso dei sensori e dare un significato a questi impulsi. Di conseguenza riusciremo, ormai la tecnica ce lo consente, riusciremo a creare i concetti, quello che sta pensando una persona. E quindi di conseguenza potremo anche entrare nel suo privato, nella sua psiche, cosa che Freud ha tentato di fare attraverso la parola, ma la parola è un mediatore. Invece andare a prendere esattamente dalla fonte l'impulso e renderlo coerente con, per esempio, la patologia che ha il paziente, perché potrebbe essere anche questa la strada giusta, cioè come curare un malato di mente o un malato che ha determinati sintomi, proprio per capire qual è la fisiologia e qual è la patologia. La fisiologia è come funziona il cervello. Il cervello non funziona, ha dei momenti di perdita della memoria piuttosto che di una logica, eccetera, e quella è la fase patologica, cioè non è in grado di recepire esattamente quello che riceve, ma lo elabora in maniera sbagliata. E qui naturalmente questo vuol dire intelligenza artificiale applicata al cervello, che invece non è artificiale, è normale. Ma ritorniamo sul discorso che cos'è l'intelligenza. Allora, io ho sentito tante conclusioni e tante identificazioni del termine intelligenza. In realtà l'intelligenza è una mera forma di opportunismo, non in senso etico-morale, ma proprio io mi muovo, faccio questa cosa perché ne traggo un vantaggio. Anche se questa cosa è negativa, comunque fa parte della mia logica, del mio modo, cosa che il computer non ha. Il computer è soltanto velocissimo nelle operazioni, è più veloce di noi e di conseguenza può essere un mediatore tra quella che è la realtà per noi non percepibile e invece quella che è la realtà diciamo, dell'analizzatore. E in questo senso noi abbiamo due esperti, sia di psicologia sia di statistica, perché naturalmente l'intelligenza artificiale è basata su dati e la somma di dati dà i risultati e quindi sostanzialmente statistica. Certo, presento per voi che siete a casa gli ospiti che sono con noi in questa parte della trasmissione. Ringrazio il professor Luigi Fabris, buonasera. Buonasera. Buonasera professor Fabris, grazie di essere qua, che è stato docente di statistica all'Università di Padova, e ringrazio per essere tornato qua nei nostri studi anche il professor Oscar Miotti, buonasera. Buonasera. Grazie di essere qui con noi, è uno psicoterapeuta, psicologo della famiglia. Ecco, insieme a voi cercheremo un po' di addentrarci in questa nuova, tra virgolette, realtà, Ermanno, che ormai ci si sta presentando ormai tutti i giorni, perché un po' alla volta, diciamo, anche con l'intelligenza artificiale abbiamo sempre più a che fare. Sì, ma diciamo l'intelligenza artificiale è tridimensionale, cioè unisce per esempio i dati statistici, ma non solo, ma può imitare la voce, può fare tutte quelle operazioni umane che normalmente noi ci prendiamo un po' di tempo, invece l'intelligenza artificiale fa miliardi di operazioni al secondo, di conseguenza i risultati sono sicuramente agevoli. Quindi l'intelligenza artificiale è un mediatore e
e naturalmente l'applicazione di questo mediatore ci facilita nel capire le cose. Abbiamo fatto un esempio nella nostra trasmissione che era la medicina. L'analisi di un malato, no, è un mero dato statistico. Quando io mi trovo di fronte a determinati sintomi, no, se io metto insieme tutti questi sintomi arrivo a concludere la patologia. E naturalmente più dati riesco a raccogliere e più facile sarà individuare quella patologia, ma anche le varianti di quella patologia, perché possono essere delle varianti molto sottili che ad occhio nudo, cioè il medico, il professore universitario, piuttosto che il chirurgo, non riesce a recepire certi dettagli, invece la macchina va a prendere. È molto importante in questo momento, in questo senso. E partiamo col primo contributo, l'intelligenza artificiale che ci legge nel pensiero, cioè quello che dicevo prima, sensori applicati al cervello per capire come funziona e soprattutto per capire cosa stai pensando. Ecco. Negli ultimi anni la ricerca sull'intelligenza artificiale ha fatto passi da gigante, arrivando a sviluppare tecnologie in grado di leggere il pensiero umano. Questo risultato, apparentemente fantascientifico, si basa su una combinazione di neuroscienze, machine learning e analisi avanzata dei segnali cerebrali. Il punto di partenza è l'attività cerebrale, che può essere monitorata attraverso strumenti come l'elettroencefalogramma o la risonanza magnetica funzionale, dispositivi che rilevano i segnali elettrici o le variazioni di flusso sanguigno nel cervello, fornendo dati che rappresentano in modo indiretto i pensieri, le emozioni e le intenzioni di una persona. Una volta raccolti i dati cerebrali, entrano in gioco algoritmi di intelligenza artificiale. Questi utilizzano reti neurali profonde, i deep learning, per analizzare i segnali e riconoscere schemi specifici associati a determinate attività mentali. Ad esempio, un pensiero relativo a un'immagine visiva può attivare aree specifiche della corteccia visiva e l'intelligenza artificiale può apprendere e interpretare questi schemi. Le applicazioni di questa tecnologia sono molteplici. Nel campo medico può essere utilizzata per aiutare persone con paralisi a comunicare attraverso interfacce cervello-computer. I pazienti possono pensare una parola o un comando e l'intelligenza artificiale traduce questi segnali in testo o azioni. Anche nell'ambito della ricerca psicologica e neurologica, la lettura del pensiero sta rivoluzionando la comprensione dei processi mentali. In futuro potrebbe avere impatti significativi in settori come la realtà virtuale, dove le intenzioni degli utenti potrebbero essere interpretate in tempo reale per un'esperienza più immersiva. Tuttavia, questa tecnologia solleva importanti questioni etiche. La possibilità di accedere ai pensieri di una persona apre scenari preoccupanti, non solo legati alla privacy e al consenso. Le informazioni saranno utilizzate in modo appropriato, come proteggere i dati cerebrali da eventuali abusi. La lettura del pensiero attraverso l'intelligenza artificiale rappresenta certo una frontiera affascinante, ma richiede un equilibrio tra innovazione tecnologica e tutela dei diritti umani. Mentre il futuro promette sviluppi incredibili, è essenziale che la società stabilisca regole chiare per garantire che queste tecnologie siano utilizzate in modo etico e responsabile. Aiutarci a entrare in questo pianeta. Una teoria classificatoria dell'intelligenza artificiale. Ci sono, secondo me, 3 grandi categorie di intelligenza artificiale. Una è quella che ci tormenta dalla mattina alla sera con le telefonate, con l'invasione del nostro telefonino e che chissà come sono riusciti a sapere che sei maschio, che hai una certa età, che hai la famiglia e così via. E sulla base di quello che conoscono di te, arricchito di volta in volta da nuove informazioni che tu casualmente oppure scientemente dai, riescono ogni volta a configurarti e a entrare sempre più nel dettaglio con te. Questa è uguale dal punto di vista dell'invasività
alla telefonata, io non so voi, ma io ne ricevo numerosissime durante la giornata, non so neanche come facciano a penetrare attraverso i sistemi telefonici, perché se tu richiami quel numero che ti sei rifiutato di rispondere lì, ti dice che è un numero che non esiste. Insomma, quelli lì sono forme di rompiscatole conclamate e non ce le togliamo di torno come per chissà quanto tempo, perché ormai sono diventate il modo commerciale di aggredire le persone, dato che per strada non riescono più a prenderti, a contattarti, lo fanno per telefono, lo fanno col tuo cellulare, lo fanno in 1000 modi. Questa è proprio negativa in toto, a meno che uno non piaccia essere tormentato, perché ognuno poi si sceglie la vita che vuole, ecco questo. Certo. C'è invece un'intelligenza artificiale estremamente positiva. Non esiste ricercatore, non esiste decisore nel pubblico, ma anche nelle aziende private, che non consulti tutta l'informazione che c'è su un determinato argomento prima di affrontarlo. Questo significa che c'è la capacità di una singola mente umana è incommensurabilmente più piccola della possibilità che ha l'intelligenza artificiale, cioè la conoscenza condivisa che c'è nel mondo, di riuscire a trovare esempi, esperienze, suggerimenti, ma non solo in forma di dati, non è solo roba, numeri, ormai sono informazioni visive, informazioni uditive, c'è di tutto, e quindi la possibilità di sapere quello che c'è in giro. E questo è chiaramente una cosa positiva, perché non esiste la possibilità di aiutare la mente umana meglio di così, per decidere, certo, per fare ricerca, per approfondire. E poi ce n'è una terza, ed è quella del futuro. Anche questa seconda è del futuro, perché si amplierà sempre di più con gli open data, con la conoscenza condivisa, si allargherà e ci saranno sempre più informazioni, sempre più dettagliate, certo, e sempre più informative. Ma quella che invece è una specie di futuro, ed è quella che a me fa più, non dico paura, ma certamente impressione, è quella che chiamano intelligenza generativa, e cioè quella che simula le decisioni umane, cioè la cosa che nessuna macchina ci può togliere, la nostra capacità discrezionale. Tutti quanti si comportano così, ebbene io no, io mi comporto cosà. Ecco, questa è la nostra capacità discrezionale, e di questa il futuro, questa intelligenza generativa che simula le varie possibilità e ti dà anche probabilità rispetto a ciascuna di queste scelte, è quella che nel futuro avrà uno sviluppo enorme e che richiederà una capacità di sapersi informare con quell'intelligenza lì per poter decidere in modo più autonomo. Cioè, se tu dopo sai quali sono state le esperienze, la positività, la negatività delle varie esperienze, tu certamente sei in grado di decidere meglio. E questo ogni decisore, ma già adesso, sì, nell'ambito delle imprese, nelle decisioni pubbliche forse un po' meno, ma nell'ambito delle imprese non c'è dirigente che non consulti anche, bisogna imparare a fare le domande, ma imparando a fare le domande, che non consulti cosa è stato in altri luoghi dove la stessa domanda che lui si pone e per la quale deve decidere è stata esperita, cioè, certo, quindi si sa qualcosa anche di come è andata a finire, e questa è una cosa molto importante, certo, perché il momento in cui uno capisce che a una certa decisione consegue un certo risultato, certamente deciderà in modo congruo rispetto alla sua situazione. Certo, ecco, certo. Quindi una volta che abbiamo spezzettato un pochino, togliamoci di torno la prima parte, quella che sanno che sei maschio, certo, di età tot, di tendenze tot, cose di questo tipo qua,
che purtroppo quella lì, non esiste legge che riesca a fermarla, ma quella invece che io considero quella dubbia è proprio questa parte generativa, cioè quella che potrebbe addirittura sostituire un decisore umano. Certo. E il dubbio è la terza via, naturalmente. Allora, passiamo al secondo contributo, intelligenza artificiale e il controllo sociale. Questo è l'altro aspetto. Cioè, con l'intelligenza artificiale so, esattamente come stava dicendo il professor Fabris, so cosa stai pensando, so quali sono le tue necessità e ti posso anche offrire delle soluzioni, naturalmente a scopo di lucro, perché ti posso offrire la nuova auto piuttosto che la medicina che il medico non ti propone, ma io ti posso proporre, e ho una capacità di convincimento che è pari a quella del medico che mi cura. Questo appunto è l'intelligenza artificiale. Vediamo il secondo contributo. L'intelligenza artificiale per il controllo sociale. L'Europa ha deciso che si può fare, anche se con alcune limitazioni, ma la tecnologia potrà essere utilizzata, ad esempio dalle forze dell'ordine, con il riconoscimento biometrico nell'ambito di una serie di crimini specifici. Ci sono 3 casi in particolare in cui sarebbe ammesso l'utilizzo, e sono una minaccia di terrorismo prevedibile o manifesta, la ricerca di vittime di reati, come ad esempio una persona sequestrata, oppure per identificare i sospettati di alcuni seri crimini. Si va dal traffico di esseri umani agli abusi sessuali sui minori, al traffico di organi, traffico di materiale nucleare, poi ancora stupri, crimini ambientali, rapine organizzate e armate. In questi casi le forze dell'ordine possono accendere il riconoscimento facciale. Altro tema delicato riguarda la polizia predittiva. Lo abbiamo visto recentemente in un film che ne aveva presentato una forma legata alle capacità predittive di soggetti particolarmente dotati. Nel nostro caso invece si useranno gli algoritmi per prevedere le probabilità con cui può essere commesso un reato, da chi e dove. Anche qui sono previste delle limitazioni, salvo l'uso di sistemi di analisi che utilizzano informazioni anonimizzate per fornire tendenze sulla scena criminale. Ma non si potrà applicare a specifici individui, indagando qualcuno solo perché lo dice l'algoritmo. Intanto, più banalmente, vediamo che stanno già arrivando le prime restrizioni, o potremmo parlare anche di repressioni, per chi rifiuta di adeguarsi all'utilizzo dei sistemi digitali economici, come il portafoglio elettronico o le monete digitali. Succede in Nigeria, dove la SIM dello smartphone viene bloccata a chi non scarica il portafoglio digitale. Si tratta quindi di una totale espropriazione dell'accesso ai servizi di chiamata e dati. Certo, l'Europa non è la Nigeria, ma ricordiamo che il portafoglio digitale italiano è pronto a partire e stiamo lavorando per inserire anche la moneta digitale europea. Come diceva un vecchio proverbio, uomo avvisato, mezzo salvato, ma era un proverbio dell'epoca analogica che ancora non aveva messo in conto l'intelligenza delle macchine, la famosa intelligenza artificiale. Bene, volevamo il futuro, ecco che ci siamo già dentro. Prego, Luigi, Oscar Miotti, cos'è l'intelligenza artificiale in questo tipo di applicazione? Prego. Allora, in questo nel controllo, visto che noi siamo in una società iperconnessa, dove il fatto che molte persone accedono per esempio alla rete, sono connesse, aumenta per esempio anche statisticamente il numero di reati che possono essere commessi. Allora, uno che stava per conto proprio, e le persone di qualche decennio fa che non erano così iperconnesse avevano meno probabilità di commettere dei reati. Allora, in questo senso, poter avere delle banche dati, riconoscimento facciale
e andare a individuare persone che commettono dei crimini, perché è vero che la tecnologia dà delle possibilità positive, ma dà anche delle possibilità di commettere dei reati e degli adescamenti, per esempio nell'online. Quindi utilizzare questo tipo di intelligenza per andare a stanare delle persone che commettono dei reati, in questo senso lo troverei intelligente, e questi processori hanno la possibilità, come diceva il professor Fabris, di elaborare un sacco di informazioni al secondo, e noi possiamo facilmente poi porre rimedio a delle situazioni difficili. Ecco, quindi in questo senso io la trovo utile. Di contro, effettivamente c'è un aumento del controllo, una limitazione anche della libertà, o meglio, più che della libertà, il fatto che tu sai che sei controllato. Io a volte parlo e dico la mia glicemia non è a posto, e mi viene dato il consiglio, ma questa era la prima intelligenza che diceva il dottor Fabris, mi dicono come controllare la glicemia, e questo mi dà un po' fastidio, perché io non ti ho chiesto questa informazione, ma mi arriva nel mio telefono. Allora questo è chiaro che è quel primo livello invadente, ma io posso decidere di non ascoltarla. Ecco. No, io aggiungo anche che la macchina della verità, che è basata sulla stessa logica, no? Più o meno, no? Sì. Esiste da tantissimi anni. Ormai c'è gente che è capace di mentire alla macchina della verità. Quindi, voglio dire, si tratta di riuscire a sapere come utilizzare queste cose qua e a quale fine, perché il fine diventa fondamentale. Cioè, se il fine è un fine pubblico positivo, con tutte le possibilità, le nuance che ci sono del controllo sociale, è chiaro che è una questione non facile da gestire, ma vuol dire che il fine pubblico e il fine privato devono convivere. Il fine pubblico della possibilità, per esempio, di anticipare dei crimini oppure di trovare dei criminali. Quello privato, diritto alla privacy, alla gestione privata, a me secca che uno qualsiasi che ha la possibilità di leggere sulle banche dati venga a mettere le mani, oppure anche solo gli occhi, sul mio conto corrente. Mi secca, ma proprio mi secca fortemente. Ecco, quindi è chiaro che bisogna che ci siano delle barriere che sono inviolabili per quanto riguarda l'individuo, e quindi è chiaro che ci sarà una competizione, ci saranno stati che permetteranno determinate cose e stati che non le permetteranno queste cose. Sarà una questione non banale. Oggi, per esempio, si parlava di statistica in tutto il mondo, ma proprio in tutto il mondo, come se la gente si fosse passata a parola. La gente ha cominciato a rispondere poco anche alle indagini in natura ufficiale. All'Istat, voi sapete che non si fanno più i censimenti dal 2011, ma che nel 2011, lo dico, tanto non dico una cosa segreta, nel 2011 non hanno risposto al foglio del censimento dell'Istat 2.830.000 persone in Italia, che siamo solo 60 milioni. Quindi è una questione che sta montando in America, poi non ne parliamo perché c'è anche una questione, si può dire, razziale e sociale di nuovi entrati nel paese che hanno problemi dal punto di vista della gestione delle carte verdi, insomma delle carte di soggiorno, e lì le percentuali che non rispondono ai censimenti raggiungono l'8%. L'8% è una cifra, cioè sono numeri che impensabili un tempo. Cosa significa? Che se uno vuole conoscere la realtà di un paese che è una realtà in positivo, tu non puoi non sapere quanti sono gli italiani, non puoi non saperlo, cioè devi mettere in piedi
ospedali, Certo. scuole, bisogno ma se di ti dati manca di l'8% di popolazione perché non risponde alle indagini a natura ufficiale, evidentemente qualche problema ce l'hai se devi pianificare lo Stato. E quindi bisogna riuscire a contemperare quella esigenza pubblica fondamentale, che è quella della conoscenza generale della popolazione, e quella invece del privato, che chiaramente ha diritto a vivere per conto proprio, che nessuno gli metta le mani in tasca, che nessuno gli metta le mani sulla sua testa e cose di questo tipo. Perfetto. Ma siamo veramente in grado di gestire poi questa intelligenza artificiale? Chi potrà farlo? Perché naturalmente questa può essere usata come una risorsa, ma abbiamo visto che normalmente l'uomo usa queste risorse come un'arma. Einstein ha scoperto l'energia, Enrico Fermi ha scoperto la reazione nucleare, alla fine hanno fatto una bomba atomica. Ecco, quindi l'uomo è sempre propenso ad andare nella direzione sbagliata per gli altri, per avere il sopravvento su tutti gli altri. E così l'America vinse la seconda guerra mondiale. Prego. Allora, io parlo, gli psicologi si sono interessati da sempre a come funzionava la mente. Allora, c'era un emittente, poi c'era una black box, una scatola nera, e poi veniva fuori qualcosa, ma in quella scatola nera noi abbiamo cercato di studiare come funzionava, no? Ecco, adesso quale può essere il rischio, no? Io noto un entusiasmo strepitoso, tutti parlano di intelligenza artificiale, se tu non la usi sei fuori, no? sei out. E anch'io l'ho interrogata, ho cercato di capire in alcuni casi se riusciva anche a fare le cose come le avrei fatte io, e credo che ha una buona approssimazione nel come io l'avrei fatta, ma ha anche dato dei suggerimenti. Il problema è capire alla fine se questa intelligenza che è fatta di un sacco di dati che sono stati accumulati, magari io posso mettere dei dati fake, falsi. Allora, quei dati falsi possono andare a creare una falsità dell'informazione, oppure la posso anche manipolare. Allora io vorrei tanto che a partire dagli psicologi ci fosse questa capacità di saper valutare anche il prodotto dell'intelligenza artificiale, e quindi noi dovremmo capire anche la bontà di quello che produce. E in ogni caso, ecco, io avrei qualche dubbio. È chiaro che la possiamo addestrare, però quello che è l'atto creativo, a volte anche nella clinica, qualcuno potrebbe dire: ma insomma, ti metto un'intelligenza artificiale vicino mentre ascolti il paziente, probabilmente lei è molto più attenta a vedere tutta una serie di cose. Questo sì, però credo che manca di quell'atto creativo, Ermanno. Ecco, che quello forse potrebbe essere brava a fare tante cose, ma poi quell'aspetto creativo forse non arriverà mai a farlo come l'essere umano. Ecco, questo è anche un auspicio. Sì, diciamo che il computer, perché sostanzialmente si tratta di computer di alto livello, non ha sentimenti, non ha pulsioni, e di conseguenza se io stacco la spina al computer non piange. Se io invece stacco la spina a un uomo o una donna, naturalmente combino una cosa. E questa è la differenza. Naturalmente che cosa aiuta l'intelligenza artificiale? Aiuta l'elaborazione dei dati in tempi rapidissimi, in maniera tale che io possa agevolarmi e di questi dati poi creare un'ulteriore intelligenza artificiale, perché è un gradino dopo l'altro. Prima accumulo la prima fase e poi mi verranno degli interrogativi, ma non se li porrà il computer, ce lo porremo noi a nostro favore, come dicevo prima. Abbiamo un opportunismo che ci spinge ad andare oltre e capire altre cose. Prego, Luigi Fabris.
Io avrei un esempio che spero che non porti fuori strada su questa intelligenza generativa, perché in realtà dell'intelligenza, che è l'informazione che io ho e che, anche se la mia mente è limitata, non può tenere memoria di tutte queste robe qua, lì dentro c'è la memoria di tutto quello che c'è in giro per il mondo, questa è positiva. Quella generativa ha questa serie di punti di domanda di cui stiamo parlando, perché lì dentro c'è tutto, perché è generativa e tendenzialmente è anche sostitutiva, no? Dell'intelligenza umana, cioè del decisore umano. È stata fatta una ricerca nella regione più povera d'Italia, che è la Basilicata, e contemporaneamente in una regione dell'Africa. Adesso non saprei neanche, non me la ricordo neppure come si chiama, ma è una regione del Centrafrica. E l'idea era come si fa in una regione povera a aumentare, a creare economia con il turismo. E allora, in Basilicata, va bene, in Basilicata sono già professionisti, perché Matera, i Sassi, eccetera, certo. ci hanno saputo fare e come. Comunque, se hai 200 milioni per potenziare il turismo, come li spendi? È venuto fuori, li spendo A, B, C, strade, punti di riferimento per il traffico aereo e così via, e così via. In Africa è venuto fuori in questa regione che i 200 milioni li spendevano per due sole cose: il potenziamento della moschea, cioè fare la moschea sempre più grande, la moschea centrale del paese, e questo 120 di quei milioni, e 80 milioni per fare le strade che portano alla moschea, perché gli unici visitatori, cioè quelli che si spostano per forme di turismo, ecco, non per lavoro, non per studio, ma per turismo, sono sostanzialmente dei pellegrini che vanno alla moschea. Cioè, per migliorare il turismo di quel paese, dice: fai la moschea più grande, fai le strade più grandi, più asfaltate, più tutte queste cose, che è chiaramente una boiata, okay? Cioè che non ha senso, perché se la gente va già lì, poi è chiaro, se uno pensa che l'unica possibilità di quel paese è di aumentare il numero di pellegrini che si spostano alla moschea, quelli sono i soldi da spendere, ma se uno vuole incrementare il turismo, non è così che si fa. E allora vedete che questa intelligenza generativa è generativa sulla base dell'esperienza, cioè non inventa, crea sulla base di esperienza. E questa storia che lì gli unici turisti erano i pellegrini, capito, ha determinato il fatto che gli unici turisti che avrebbero avuto nel futuro, se avessero avuto i 200 milioni a disposizione, sarebbero stati altri pellegrini. Questo per spiegare che è generativa, ma è generativa sulla base di quell'esperienza, cioè sempre va a pescare sull'informazione, sul dato che già esiste, certo. E quindi genera cose che sono implicite in quel tipo di conoscenza lì. Non è paragonabile neanche lontanamente alla capacità generativa della mente umana, che è infinita rispetto a questo. Certo. E questo è uno dei tanti esempi, è un esempio un po' ridicolo, ma non è ridicolo per modo di dire, è stata un'esperienza che è stata anche chiesta, ma se questa è la risposta è chiaro, vuol dire che quando l'intelligenza artificiale si raffinerà, verrà messa a disposizione una quantità di informazioni tale da poter generare veramente intelligenza, allora l'intelligenza generativa potrebbe veramente accompagnare la decisione umana. E allora io penso che un decisore umano che non approfitti di questa possibilità di sapere le cose che ci sono in giro è un decisore umano che è come se camminasse con una gamba sola e non con tutte e due le gambe. Luigi, se ci fosse proprio questa strategia di impigrire il cervello umano per poterlo anche, lo appiattisco la capacità, la uniformo, alla fine controllo meglio le persone, no? Certo, questo è un grande pericolo. Ecco, io non soffro di paranoia, però ogni tanto mi chiedo anche il perché delle cose.
E questa è un'ipotesi che non scarterei. Il fatto di impigrire le persone le controlli meglio. Certo, e questo è il grande rischio, perché non è quello che fai, l'importante è come lo fai, cioè qual è lo scopo per cui. Allora, questo potrebbe essere una forma di condizionamento collettivo. Cioè uso l'intelligenza artificiale per omologare le persone, cioè renderle tutte simili e poterle pilotare e sfruttare naturalmente. Questo è il rischio e diciamo in queste vicende degli ultimi anni ne abbiamo viste. Un'omologazione dei pazienti di Covid, siamo stati tutti omologati. Che cosa fosse veramente il Covid ancora adesso non lo sappiamo, sappiamo solo che ci sono stati dei morti, ma improvvisamente, la cosa strana, sono scomparsi le morti dei tumori, sono scomparse le morti dell'influenza, sono scomparsi un sacco di morti e su tutti sono diventati morti per Covid. Ed è questo, naturalmente, professore, non fa parte della statistica, no? Altro che. Perché non riesco ad identificare i dettagli, quindi omologo tutto e butto dentro, Sì, prego. Diciamo che lì c'è stata un po' una combinazione perversa di informazione statistica pilotata in qualche modo e di decisioni politiche. Per esempio la terza punturina, Sì. il terzo vaccino ha avuto un'adesione medio-bassa. Il quarto vaccino ha avuto un'adesione quasi nulla. Sì. Hanno dovuto smaltire con problemi, perché smaltire Sì. i vaccini non era proprio una roba da poco. Milioni di vaccini già preparati. Quindi è chiaro che c'è stata un po' una situazione gestita un po' dall'Europa, un po' anche da noi italiani, comunque un po' a delinquere, ecco, da questo punto di vista. Sì. Perché se la statistica avesse detto quando c'era il Covid si deve fare per ogni morto si deve fare una scheda di morte in Italia, è obbligatorio, e c'è la diagnosi, danno la possibilità di scrivere 5 diagnosi. La prima diagnosi poteva essere Covid, la prima diagnosi poteva essere tumore, la prima diagnosi poteva essere infarto e così via. Ma se uno dice che se uno è morto di Covid, che sia al primo posto, al secondo posto, al terzo posto, sempre morto di Covid, alla fine i morti di tumore, infarto, eccetera, è come se non ci fossero. E poi è così, la gente ha detto, ma non sono andati a visitarsi, non è vero, cioè alla fine hanno contato pochi morti e poi adesso stiamo tornando ai morti pre-Covid, di tumore, di infarto e così via. Hanno fatto diventare i morti di Covid almeno 30 volte quelli che erano i morti veri di Covid. Esattamente, bastava perché l'analisi era sei positivo al Covid, anche se poi il Covid poteva aggravare una malattia che la persona aveva. Le grandi malattie del Covid erano soprattutto in persone che avevano già delle patologie importanti, di conseguenza anche un'influenza può accelerare la morte e molte altre patologie che normalmente invece si risolvono tranquillamente. Sì, ma vedi che qua l'intelligenza settimana. artificiale non conta niente, conta un'intelligenza che appartiene a forme di furbizia e così via, Certo. Anche l'intelligenza che non è tanto artificiale delle case farmaceutiche e così via, insomma c'è stato un concorso di cause in cui i computer non c'entravano proprio niente qui. E lo stesso abbiamo dovuto smaltire e buttare a mare, non a mare, ma abbiamo dovuto buttare via milioni di dosi di vaccino. Sì, ma questo stava nella logica, perché poi teniamo presente che il vaccino doveva essere tenuto a 70 gradi sotto zero. Quando lo tiravano fuori dal freezer, no? e prendeva la temperatura dell'ambiente, perché altrimenti non potevi iniettarlo, quanto era che efficacia aveva quel vaccino. Questo era il punto e questo non è mai stato spiegato. Va bene.
Grazie del vostro intervento, credo che i nostri telespettatori abbiano fatto un passetto avanti e torneremo comunque, perché l'intelligenza artificiale, per quanto noi cerchiamo di pronosticarla, porterà sempre delle grandi sorprese. Grazie. Certo, certo, anche perché bisognerà capire chi ne avrà il controllo e soprattutto i rischi a cui andiamo incontro quando utilizziamo i nostri terminali portatili mettendo l'impronta digitale, il riconoscimento facciale piuttosto che l'iride, oppure tutti quei sensori che abbiamo che, tra virgolette, monitorano anche il nostro stato di salute, il battito cardiaco, la pressione sanguigna, sono tutti, tra virgolette, dati che noi mettiamo, tra virgolette, in rete volontariamente, ma non sappiamo poi alla fine che tipo di utilizzo ne verrà fatto. Comunque grazie al professor Luigi Fabris per essere stato con noi, grazie al professor Oscar Miotti, grazie per il vostro contributo e il vostro aiuto. Appunto, come diceva Ermanno, sicuramente ci torneremo perché avremo sicuramente altri aspetti di questa evoluzione, di questa rivoluzione tecnologica da affrontare prossimamente. Grazie ancora. Per i telespettatori un attimo di pubblicità e poi torniamo subito, tra poco.